She took her best shot. She gambled everything. And when the rain dropped, I treaded carefully. And from the west side, I see magnetically. We were a weapon without artillery. Leaving me now forever, ever. You're out of my life for a good night. I've never felt so much better. I've never felt so much better. Appassionati di futsal, di calcio a 5, benvenuti, ben ritrovati sulle nostre frequenze. Siamo al Pala Longobardo di Cividale del Friuli per la sfida che vale la Coppa Italia di calcio a 5, il trofeo che in Friuli Venezia Giulia, nella manifestazione organizzata e proposta dal comitato regionale della Federcalcio, è intitolata a Stelio Martini. In campo questa sera, agli ordini degli arbitri Ottaviani e Dean e del crono Ceccon, ci sono la Bipan Palmanova e la Udine City Football Sala, che dunque daranno vita a un derby tutto udinese. In campo Palmanova, che si presenta con il numero 1 Mazzola, il numero 2 De Bernardo, il numero 3 Vidussi, il numero 4 Bealzi, il numero 5 Texeira, il numero 6 Snidarcic, il numero 7 Contin, il numero 8 Zalasek, il numero 9 Langella, il numero 11 Bozic, il numero 15 Spatafora, il numero 19 Dauria, con il tecnico Giuseppe Crisciuolo. L'Udine City Football invece presenta il numero 1 Agrizzi, il numero 3 Valente, il numero 4 Turolo, il numero 6 Albini, il numero 7 Curro, il numero 8 Sansica, il numero 9 Frosutto, il numero 10 Barilla, il numero 11 Goranovic, il numero 12 Braidotti, il numero 14 Mattiussi, il numero 15 Verdicchio. In panchina c'è il mister Titta Pittini. Vi dico subito che il presidente in campionato ha sorriso al Udine City Football, che ha vinto per 4-3 con il gol decisivo realizzato da Sansica nella partita giocata al Palacus. Palmanova però ha dalla sua un blasone e anche una solidità d'organico tale che questa sera, in questa finalissima, parte con i favori del pronostico. Vediamo se l'Udine City Futsal sarà in grado di ribaltare questo fattore. Palmanova gioca con la maglia rosso scuro, mentre l'Udine City Futsal gioca con la maglia rosso chiaro, e magari a livello cromatico si poteva fare un po' meglio per differenziare le due formazioni. Saluto e do il benvenuto in cronaca al mio compagno ormai abituale, perché mi pare sia la terza telecronaca che facciamo assieme, la prima a Manzano 2 anni fa, la seconda a Grado l'anno scorso, quest'anno a Cividale del Friuli. Un saluto, un caro saluto e un benvenuto a Sandro Movio. Buonasera a tutti i telespettatori, sarà sicuramente una bella partita, perché queste sono le due squadre migliori che abbiamo in regione nel calcio a 5. Nella intervista doppia che i due allenatori hanno rilasciato alla fanzine che ci ha consegnato Massimiliano Pali, è davvero apprezzata questa pubblicazione che è stata concessa a tutti gli spettatori e anche a noi della stampa nel pre-partita. Entrambi gli allenatori hanno posto l'attenzione sulla motivazione, sul fatto che insomma si gioca una finale ed è sempre bello poterle giocare, non solo per la possibilità di mettersi in bacheca un trofeo, ma anche perché
danno emozioni particolari queste partite. Sì, infatti è veramente un attimino il clou della stagione questa partita, assieme poi ai playoff che saranno ad aprile. Vediamo innanzitutto che la partita è iniziata, i due schieramenti sono tutti e due con i quintetti titolari, e più precisamente nell'Udine City con Goranovic, Valent e Turolo e Agrizzi in porta, Palmanova con Contin, Zalasek, Bosic e Bearzi dietro, in porta Dauria. E c'è subito il primo gol messo a segno da Valent, che ha fatto partire la Berta dalla distanza, era poco oltre la linea di metà campo, e quindi dopo soli 36 secondi di gioco, vi ricordo che si giocano due tempi da 20 minuti effettivi da regolamento, Valent ha portato in vantaggio l'Udine City Football. Insomma, un gran gol questo, Sì, un bel gol, un gol classico, diciamo, del futsal, di punta dal laterale, beffato Dauria, bel gol. Vediamo come reagisce la Bipam Palmanova. Il mister Crisciuolo non l'ha presa benissimo, si è subito lamentato sulla scarsa copertura che c'è stata lì, perché Valent ha potuto tirare indisturbato praticamente. Sì, in effetti c'è diciamo pure un mezzo errore difensivo da parte del Palmanova, sono tiri che sono partiti da circa 12 metri sul laterale, sono assolutamente da chiudere. E quindi possesso di palla per Tulolo, che subisce la carica. Possesso palla per l'Udine City Futsal, recuperata la palla, Sansica. Palla persa, attenzione al contropiede, bravissimo, è stato in questo caso Mazzola, perché no, Dauria, grande partita, portiere di tantissima esperienza, la sua settima finale, ha fatto un'uscita super, grande esperienza, ha salvato un gol fatto. Giustamente il portiere è Dauria, sono abituato a vedere il portiere con numero 1 in realtà, sì, è il numero 19 Dauria, mentre prova e trova Contin il gol del pareggio. 70 mi dà tanto, e se il buongiorno si vede la mattina, come si suol dire, sarà una partita particolarmente scoppiettante e spettacolare, perché nel giro di 1 minuto e 44 secondi abbiamo già visto 2 gol, subito il pareggio da parte della Bipam Palmanova con Contin, abile a trovare per Pertugio giusto. Sì, esatto, sì, ha fatto una bella azione, si è centrato, la tirata di collo più a calcio a 11, ma ha fatto un bel gol perché è passata sotto le gambe di un difensore ed è entrata. Grizzi non poteva fare niente. Ancora Turolo in possesso di palla, questi è Valent, autore del gol dell'Udine City. Lancio in avanti sul quale interviene Bozic, che poi di testa permette a Dauria di far ripartire l'azione della Bipam Palmanova. Bearzi, pallone che transita tra i piedi di Contin, questi è Zalasek, guadagna ancora la battuta laterale con il possesso a disposizione di Contin. Eccolo il numero 7 sul lato di sinistra da Bearzi a Bozic, talentuosissimo giocatore, esperto del Palmanova. Contin non filtra, allora altra ripartenza dell'Udine City, ben chiusa da Bearzi, che è andato in copertura sull'ala, già battuta la rimessa. Tulolo, manovra avvolgente da parte dell'Udine City Football Sala, mentre Tulolo cerca di arrivare sul fondo, e qui Dauria ha salvato in una prima circostanza il gol. Dauria ha fatto un miracolo, non gli è riuscito il secondo, però perché
Barile, gran gol in pallonetto, alzata a 3 metri dalla porta, grande, bel gol. Dalla pace d'area, no? Si suol dire d'area di porta, perché lì il portiere se l'ha superato. È stato bravo a crederci ancora l'attaccante. Sì, l'attaccante Barile ha preso palla, si è girato e con un pallonetto la palla ha toccato la traversa ed è entrata. Bozic prova a rispondere immediatamente. Bozic, un dribbling, poi il suo tiro di punta viene fermato dalla difesa dell'Udine City. Ancora Palmanova con Zalasek che tenta di sfondare centralmente. Zalasek arriva nell'area di porta. Qui il possesso è per la formazione del mister Crisciuolo. Tocca a Bozic rimetterla in gioco. Il pallone non raggiunge Contin. Può ripartire l'Udine City. Sansica messo giù e c'è subito anche un cartellino giallo a Bearzi, piuttosto severo l'arbitro, però ci stava a livello di intervento, secondo me. Ci stava, e poi l'arbitro vuole evitare qualsiasi tipo di fallo violento e quindi ha cominciato subito a sventolare cartellino giallo. E quindi nel registro degli ammoniti il numero 4 Bearzi. Si fanno un po' sentire i tifosi di Fede Palmarina. Oltre al gol di svantaggio si vedono anche il numero 4 ammonito da Bozic. Anzi, Goranovic supera la linea di metà campo, poi perde palla, ma è ancora il tentativo in avanti dell'Udine City Futsal. Dauria fa ripartire la Bipam. Bozic, Contin, Bearzi, c'è Zalasek in zona, studia lo schieramento difensivo dell'Udine City. Contin cerca spaziature migliori, chiama Bozic che alza una palombella per favorire proprio l'intervento di Contin, ma si chiude l'Udine City. Poi la sponda di Sansica, sul quale però non ci crede Tulolo, e quindi occasione sprecata dall'Udine City che ci riprova. Sovrannumero, tenta il tiro da lontano Goranovic, ci ha provato, però credo che un portiere esperto come Dauria questo tipo di tiri li può gestire senza troppi problemi. Sì, senz'altro. Poi il tiro non è stato colpito bene da Goranovic, che può fare tanto meglio, tutto sotto controllo. Comunque diciamo Udine City più sulle ripartenze, anche adesso con Sansica che ruba palla a centrocampo, tiro fuori di poco, più Udine City, più vivace. È volitiva, vivace la formazione di Titta Pittini, che credo che sia uno degli allenatori che più hanno vinto questo tipo di manifestazioni, no? Così vado a memoria, ma Sì, Pittini l'ha vinta 2 volte col Manzano, diciamo 2 o 3 anni fa. Ecco. Io mi ricordo ancora di un'intervista che ci rilasciò il mister Pittini proprio 2 anni fa a Manzano, quando vinse la Coppa Italia in casa, e mi disse in quella circostanza, cosa che fu anche oggetto di commenti piuttosto salaci sui social, dal momento che poi postammo anche quell'intervista sui social network. Mi disse che lui e Mourinho erano gli allenatori del momento in quella circostanza. Sì, Pita è molto simpatico, è colorito in effetti, però è anche lui allenatore d'esperienza, molto bravo e preparato. Non è un caso se porta sempre tutte le sue squadre, o insomma spesso e volentieri porta le sue squadre a giocarsi titoli e finali di Coppa, per cui è chiaro che da questo punto di vista l'esperienza e la bravura del tecnico sono un elemento di grande rilievo. Qui è andato vicino al gol Zalasek con un sinistro sul quale un paio di deviazioni hanno permesso a Grizzi di sventare il pericolo.
corner per la Bipam Palmanova. Ancora una rimessa in zona d'attacco per formazione di Crisciuolo. Teixeira chiama in causa Zalasek. Ancora un gran tiro di Zalasek e il pareggio 2-2. Sì, gran gol anche questo da 10 metri, è passato attraverso le gambe del portiere, ma probabilmente l'ha visto all'ultima. Bel gol, siamo a 7 minuti e siamo 2-2. Comincia a essere veramente una bella partita. Da un punto di vista tecnico e tattico, Sandro, questo può essere un gol cercato proprio in quel modo lì, cioè nel senso il tiratore va a cercare una posizione nella quale può scoccare il tiro senza essere visto dal portiere. Lo cercano questo tipo di situazione? Sì, lo cercano anche tante volte l'attaccante, il pivot in questo caso, essendo gli spazi molto limitati, cerca anche proprio il tunnel da mettere la palla in velocità sotto le gambe del portiere e questo è stato fatto. In attacco l'Udine City con il tiro di Barile. Si spegne a lato della porta di Dauria. Zalasek si trova il pallone tra i piedi, ancora Zalasek tenta il dribbling ma viene chiuso. E allora ancora Teixeira riparte da lontano la Bipam Palmanova, che piano piano sta prendendo anche le redini del gioco con l'Udine City che gioca di ripartenza. Teixeira, Zalasek, sul plus di Zalasek non c'è spazio, si ricomincia da Teixeira. Zalasek si accentra, porta il pallone sul destro, fa partire la Berta dai 6,75 del tiro da 3 punti del basket. A Grizzi in questo caso parte in ritardo, gol. No, grande azione di Zalasek, che è partito sul lato sinistro, si è centrato, saltato il difensore, ha tirato un gran destro sull'angolino, a sua volta a destro del portiere, imparabile in ogni caso. Bene, però difese, diciamo, questo tipo di partite qui porta un attimino a avere le maglie della difesa un pochettino larghe e quindi penso che ne vedremo parecchi gol stasera. Udine City prova a reagire con questo tentativo di Goranovic stoppato dalla difesa, riparte Bearzi. Zalasek mi sembra in questo momento l'uomo più in palla per la Bipam Palmanova, anche Sandro Momio mi pare che confermi questo assunto. Sì, senz'altro, Zalasek è in forma, quando lo vedo che non respira in campo e che quindi è in apnea agonistica, sta facendo la differenza. Con la Palmanova con il possesso palla, c'è anche il numero 15 Spatafora in campo, che subito offre il dai e vai ancora a Zalasek, che si è spostato sul lato di destra, proprio davanti alla panchina del mister Tita Pittini. Bearzi pronto alla rimessa, Zalasek spara al destro senza troppa convinzione. Attenzione ancora Palmanova in attacco, Spatafora protegge la rimessa laterale. Qui adesso è un Palmanova che sta spingendo e pressando l'Udine City. L'Udine City, se nei primi minuti partiva, cioè in ripartenza, adesso fa fatica proprio ad uscire. Adesso c'è la pressione costante del Palmanova, tenendo conto che Palmanova ha cambiato solo 2 giocatori rispetto a uno dell'Udine City, quindi stanno giocando dall'inizio sia Bearzi che Zalasek. Invece Udine City, diciamo, ne ha 3 su 4, quindi ha cambiato uno solo è entrato Sansica. Sì, è chiaro che giocatori tipo Zalasek e tipo Bearzi non li togli se proprio non sei costretto a farlo. Sì, diciamo che diventano fondamentali perché uno è il difensore centrale e l'altro è il laterale che poi si sposta a fare il pivot davanti. Rimessa per Palmanova che accelera la ripresa delle ostilità. Bearzi, Teixeira, al piccolo trotto avanza la formazione di Giuseppe Crisciuolo. Spatafora,
Beazzi. Teixeira prova a superare lo sbarramento imposto da Barile. Barile guadagna la rimessa laterale, mi sembrava fosse stato lui l'ultimo a toccare, invece non sono dello stesso avviso i due direttori di movimento centrali, sono gli arbitri Matteo Ottaviani di Trieste e Simone Dean della sezione Basso Friuli di Cervignano, mentre il già citato Enrico Ceccon è l'operatore al cronometro. Siamo alla metà del primo tempo con la Bipam Palmanova avanti 3-2 sulla Udine City Football Sala nella finalissima che in Friuli Venezia Giulia assegna il trofeo Stelio Martini, finale di Coppa Italia di calcio a 5. Un saluto a tutti voi che ci state seguendo sulle nostre frequenze e un ringraziamento anche ad Alberto che sta curando le riprese qui dal Pala Longobardo di Cividale del Friuli. Struttura meravigliosa che si adatta anche, secondo me, in maniera perfetta alle partite di calcio a 5 perché permette, con le tribune rialzate, di godere anche di una visuale perfetta sulle tattiche di gioco, no? Sì, senz'altro, veramente un bellissimo impianto ed è importante che anche il calcio a 5, soprattutto una finale così importante regionale, venga fatta qui a Cividale. Diciamo che c'è anche un discreto pubblico. Ho visto tra gli spettatori anche l'assessore allo sport Giuseppe Ruolo, che magari dopo sentiremo, appassionato di calcio. Lui però gioca a calcio a 11. Un altro sport, è come pallacanestro col calcio, noi in questo caso siamo la pallacanestro. Rimessa, quasi un corner corto per l'Udine City, che va al tiro con Goranovic. Il suo destro si impenna sopra la traversa della porta di Dauria. 9,52 effettivi al termine del primo tempo. 3-2 per la Bipam Palmanova. Da Beazzi a Spatafora. È entrato anche il numero 2 De Bernardo nelle fila dei palmarini. Sta ruotando molto i suoi giocatori Giuseppe Crisciuolo. Per palla Sansica, non è riuscito a girarsi sul giro dorsale per liberarsi del raddoppio difensivo di cui è stato oggetto. Con la De Bernardo subisce un contatto, l'ultimo a toccare il pallone prima che esca è stato dunque il numero 12 udinese Braidotti, altro neo ingresso nelle fila della formazione di Tita Pittini. Sbaglia Beazzi, poi partecipa al recupero del pallone, sempre Beazzi, si porta la palla sul sinistro, lunga per De Bernardo a tu per tu con Agrizzi, si lascia spaventare dal potere in uscita, manca lo specchio della porta. Sì, bellissima azione sulla sinistra, peccato De Bernardo, l'ha messa anche di piatto ma gli è uscita di circa un metro dalla porta. Diciamo che su questo tipo di partite qui è fondamentale avere l'intensità di gioco del quartetto, dei giocatori di movimento. Adesso come adesso in questa fase della gara vedo più il Palmanova equilibrato come intensità. Udine City sempre su ripartenze o su qualche schema da calcio d'angolo con tiro di Goranovic. Palmanova per il momento più squadra, più equilibrata. Qui Sansica ha mancato la frustata di testa senza centrare lo specchio della porta. Teixeira, Spatafora, vede sull'altro lato arrivare Beazzi. Bravo Beazzi, ci ha creduto perché in estensione, in tuffo quasi, è riuscito a guadagnare, a mantenere il possesso attraverso un corner. De Bernardo tocca Goranovic. Certamente questo stile di gioco favorisce nettamente la Bipam Palmanova. Sì, senz'altro, anche adesso avendo cambiato a parte Bearzi tutti gli altri tre elementi dei giocatori di movimento, riescono a mantenere sempre un buon equilibrio e un'ottima intensità. Vediamo adesso Teixeira che
ha scartato Sansica che gli ha fatto fallo e siamo al secondo fallo di squadra. Entrambe le formazioni hanno commesso 2 falli di squadra. Calcio di punizione per Teixeira. Agrizzi mette 2 uomini in barriera a protezione, no, uno solo. Rimane uno solo perché uno scala sul palo a protezione del portiere e sul palo destro e sul palo sinistro un altro giocatore e uno in marcatura. Adesso abbiamo un corner per Manova, c'è De Bernardo sulla palla, vediamo un attimino cosa succede. Ecco, uno schema però non riuscito perché c'è l'intercetto di Sansica, ripartenza, Teixeira chiude, laterale per l'Udine City. È bravo Teixeira qui perché ultimo baluardo è riuscito a frenare l'incedere di Sansica, altrimenti si sarebbe trovato a tu per tu con Dauria. Poi perde palla in questa circostanza Palmanova, ancora Goranovic la mette fuori. Ecco, Palmanova forse deve evitare questi errori quasi di superficialità nel controllo della palla, no? Sì, perché l'Udine City sono molto molto bravi in ripartenze e quindi anche qui un attimo sempre Palmanova la palla, Bearzi, Spatafora, niente, passaggio sbagliato, palla da Grizzi, Goranovic con la palla, però Palmanova in pressione, infatti l'Udine City sbaglia, palla laterale di nuovo per Palmanova. Vista dal punto di vista dell'Udine City, Sandro, è una partita difficile, ma è anche vero che sono sempre sotto di un gol sul 3-2, quindi la partita è ancora aperta. In queste circostanze si può dire che benché vada, insomma, o mal che vada, dipende dai punti di vista, sono sempre in partita. Sì, senz'altro. Giocano due tipi di gioco diversi, più equilibrio Palmanova, più intensità Palmanova, più difesa chiusa dietro con Goranovic centrale, ripartenze l'Udine City. Occhio a Teixeira. Bearzi fa movimento De Bernardo che va a occupare la posizione di pivot in attacco. Teixeira tenta il dribbling, Turolo mette fuori. 7 minuti 11 secondi al termine del primo tempo. Spatafora a cercare spazio sull'angolo sinistro del fronte d'attacco della formazione di Giuseppe Crisciuolo, mentre vedo che Mister Pittini sta facendo scaldare un giocatore. Teixeira la allunga, sbagliando però la calibratura del passaggio verso De Bernardo. Il possesso è per l'Udine City. Un particolare tecnico, diciamo a 13 minuti dall'inizio della partita le due squadre hanno cambiato tutti i giocatori di movimento, ad eccezione tutte e due dei due centrali difensivi che diventano fondamentali, Berti da una parte che è dall'inizio in campo e Goranovic dall'altra. E ovviamente solo un occhio esperto come quello di Sandro Morio poteva aiutarci nel leggere questo tipo di situazione. Evidentemente entrambi gli allenatori ritengono i loro perni difensivi irrinunciabili, no? Per l'equilibrio proprio del gioco. Sì, esatto. Tutti e due sono tutti e due giocatori di esperienza, perché Goranovic penso che rasenta la quarantina d'anni e Bearzi saremo sui 35, e quindi conta molto in questo caso l'esperienza dell'uomo dietro. Qui Turolo ha fatto partire un sinistro che si è impennato sopra la traversa. Se non ci fosse stata la tribuna a fermare il pallone, arrivava direttamente a Torreano di Cividale. Questa sassata di sinistro del giocatore dell'Udine City. Calcio di punizione per la Bippan Palmanova. C'è Spatafora sul punto di battuta. 6 minuti 35 secondi effettivi al termine del primo tempo. Finalissima la Coppa Italia di calcio a 5 Friuli Venezia Giulia. Il comitato regionale della Federcalcio assegna questa sera a Cividale, al Palla Longobardo, il trofeo Stelio Martini 2018. Bearzi smanca e sbaglia lo stop a seguire Spatafora. Lì era
difficile perché eri già sulla linea laterale, ti sei girato sul destro, lì forse era meglio controllarla. Sì, senz'altro, ha tentato qualcosa, però è finito il campo e quindi adesso c'è un fallo laterale di nuovo per l'Udine City, c'è Turolo sulla palla, Goranovic dietro, la prende su palla a Curò, ancora Goranovic, Curò, De Bernardo intercetta di testa, intervento di Frusuto, bel passaggio, fallo di Bearzi che rischia, eccolo, seconda ammonizione, fuori, espulsione. E qui è stato probabilmente abbastanza avventato Bearzi, perché oltre a commettere fallo in una posizione decisamente pericolosa, eri già ammonito, accompagna l'avversario, non entrargli così sui piedi, no? Sì, esatto, questo gioco forza, è un'ammonizione, quindi non c'è niente da fare. A prescindere dal pubblico che protesta, però ecco, adesso il Palmanova si troverà a giocare per 2 minuti con un uomo in meno, o fino al momento in cui l'Udine City segna il gol, allora a quel punto può rientrare il giocatore. Sul punto di battuta Barile, il giocatore più talentuoso probabilmente dell'Udine City Football Sala, mentre i tifosi palmarini hanno preso piuttosto male questa necessaria espulsione. Che secondo me, cioè adesso lì calcio di punizione, secondo me era rigore perché era dentro l'area. Tu cosa adesso non abbiamo il replay, confronto delle immagini, ma penso che il fallo fosse almeno mezzo metro più avanti. Sì, non abbiamo la VAR, però sarebbe stato interessante capire. Poteva essere che sì, il fallo, Bearzi aveva i piedi sulla linea e quindi poteva esserci anche il rigore. Comunque vediamo questa punizione, in ogni caso c'è la superiorità numerica dell'Udine City per 2 minuti effettivi. Sbaglia il primo affondo in questa situazione la formazione del mister Titta Pittini. Continuano a protestare i tifosi della Bipan, che si trova in inferiorità numerica. In questi casi sanno cosa si fa, possesso palla il più lontano possibile. Sì, bisogna cercare di far passare per il Palmanova, di far passare prima possibile il cronometro, però con un uomo in meno non è facile, perché devi correre, devi possibilmente tenere palla e calciare come ha fatto adesso. Adesso sicuramente l'Udine City partirà e farà una pressione pazzesca per riuscire a buttare dentro il gol e a pareggiare. Adesso vediamo palla Goranovic, Barile, Goranovic ancora. Tiro Goranovic, grande parata di Dauria, palla ancora Goranovic. Adesso avremo 1 minuto e 40 secondi di assedio forsennato, palla tenuto, Turolo, gol, meritato, bravi, hanno giocato veramente, hanno capitalizzato con un gol e la superiorità numerica. Ha segnato Curro, numero 7, e quindi adesso rientra il giocatore di movimento per la Bipan Palmanova. 3 pari, 5:41 al termine del primo tempo. Spatafora, Contin, Zalasek, è entrato anche lui, prova ad accentrarsi sulla classificazione ma sbaglia il passaggio in avanti. Currò galvanizzato dal gol, anche Currò sbaglia una opportunità che non era male, perché erano in superiorità numerica, erano 3 contro un solo difensore del Palmanova. Si vede adesso si vede la mancanza di Bearzi come centrale difensivo del Palmanova. Devono riuscire adesso a sopperire. Vediamo che c'è Spatafora che fa il centrale dietro, palla De Bernardo, Bosic alla palla, Spatafora che si porta avanti, ecco, Agrizzi in uscita, la guanta. Preso dalla foga della partita, mentre attenzione a Tulolo che si vede togliere l'opportunità dall'intervento di pugno di Dauria, e dall'altra parte Zalasek che costringe Agrizzi alla copertura a smanacciare il pallone in corner. Stavo dicendo, prima del gol c'è stato un intervento che mi pare valga la pena sottolineare, anche se poi in ritardo, di Dauria, che con la
con la gamba proprio in estensione è riuscito a mettere il pallone in calcio d'angolo. Volevo sottolineare il gesto tecnico del portiere della Bipan Palmanova, che qua si è fatto male un giocatore udinese nella circostanza, Curro, finito per le terre, colpito duro. 4:31 al termine del primo tempo, 3 pali, bella partita, Sandro. Bella partita, veramente bella partita, difese un pochettino allegre, però veramente bella partita. Adesso vediamo, non dovrebbe essere, ha preso un colpo in testa in fase di caduta, ma non dovrebbe essere niente. Caviglia, no, perché qua si teneva la testa, invece adesso ha il problema la caviglia. Boh. Pestone, mi dicono. Anche perché fa male comunque, perché forse chi vede da casa o davanti ai teleschermi non si rende conto della violenza dei colpi che se non togli il piede sui campi di futsal si può prendere. Sì, i contatti sono chiaramente duri e maschi, ma d'altronde questo è uno sport di contatto, insomma. Se no si farebbe tiro con l'arco. Con tutto rispetto ovviamente per chi fa tiro con l'arco, per l'amor di Dio, che poi mi arrivano i commenti salaci di chi si occupa di tiro con l'arco. A proposito di tiro con l'arco, dopo Natale preannuncio per chi ci segue uno speciale dedicato al tiro con l'arco. L'ho detto non a caso, mi serviva l'assist per fare promozione delle nostre prossime produzioni dedicate allo sport in Friuli Venezia Giulia. A proposito di colpi violenti, ecco qua Spatafora, che voleva il possesso, è riuscito a far carambolare il pallone con violenza sugli stinchi di un avversario. In un momento dove la palla è abbastanza a centrocampo e dove ci sono abbastanza contrasti abbastanza duri, però diciamo tutti sul pallone. Ecco, adesso vediamo che la palla ce l'ha Contin, in questo momento la gira dietro per Bosic, che a questo punto fa lui il centrale difensivo. Ancora palla Bosic, pressione dell'Udine City, Zalasek, palla Bosic, davanti rinviata, palla ripresa dall'Udine City. In questo momento forse l'Udine City ha qualcosina di più, vediamo cosa succede. Palla Turolo scarta, tiro grandissimo, grande tiro, ha preso un palo, meritava veramente il gol, ha preso un palo clamoroso, grande tiro. Palo interno per Tulolo, il pallone poi carambolato di rimbalzo sotto la pancia di Dauria, che si è ritrovato lì. È stato svelto e rapido il portiere della Bipan Palmanova a far ripartire l'azione della formazione del mister Crisciuolo. Va in pressing alto per la Bipan. Luca recupera Spatafora, il sinistro da parte di Bosic, attento a Grizzi. C'è un time out a 2 minuti e 55 secondi effettivi dal termine del primo tempo sul punteggio di 3-3, e adesso Sandro mi devi dire che cosa dicono i due allenatori, perché siamo nella fase finale del primo tempo, bisogna dare tutto prima del riposo. Palmanova senza Bearzi però è priva di un giocatore fondamentale. Sì, adesso il Palmanova, da quello che sto vedendo da qui, probabilmente Criscuolo sta spiegando con la lavagnetta qualche schema. Secondo me cercano mancano 2 minuti e 55 di tener palla il più possibile, di far passare un po' il tempo e di arrivare al tiro. Udine City come tattica secondo me deve fare solo quella della ripartenza. Non vedo squadra Udine City che faccia una pressione costante come poteva fare il Palmanova. Vi ricordo che la Bipan Palmanova si è qualificata a questa finalissima battendo in semifinale per 7-6 la Futsal Udinese. Gol di De Bernardo praticamente nell'ultimissima azione disponibile, mentre l'Udine City ha battuto per 7-0 la Torriana. Ha avuto vita molto più semplice la squadra di Pittini nella semifinale per raggiungere questo atto conclusivo. Questo secondo me è un fallo di Zalasek non ravvisato dagli arbitri. Protestano i tifosi udinesi. 2 minuti e 47 secondi al termine del primo tempo. Spatafora, Contin,
sbaglia il passaggio in avanti, riparte l'Udine City, altro fallo di Bosic e ammonizione per il numero 11 Palmarino. Anche in questo caso ammonizione su palla persa. Sì, esatto, è entrato in ritardo e quindi ha preso il piede, non ha preso la palla, però se ripartivano con Barile sarebbe stata un'azione pericolosissima, perché anche se eravamo a centrocampo, dopo 10 metri ci sarebbe trovato davanti il portiere. Quarto fallo di squadra di Palmanova, ne ha 3 invece l'Udine City. Quindi anche questo è un dettaglio importante da tenere in considerazione. Valent al fallo laterale, altro time out chiesto in questo caso da Tita Pittini. Vuole parlarci su 2 minuti e 31 secondi al termine. Si può giocare anche sui falli di squadra, cioè si va a cercare qualche contatto? Sì, si può giocare sui falli di squadra, perché al sesto viene il tiro libero dai 10 metri. Mi pare che in questo momento Tita Pittini abbia cercato un attimino di spezzare un po' il gioco con questo time out del Palmanova che era sempre in pressing. Stavo leggendo nella fanzine che ci ha consegnato Massimiliano Pali, che ringrazio sempre per il supporto, grande passione e anche grande attenzione ai dettagli da parte del comitato regionale, da parte di Max Pali. Stavo leggendo l'intervista che ha rilasciato Giuseppe Criscuolo alla fanzine e ha chiesto se potessi quale giocatore leveresti dall'avversario. Mi ha fatto pensare il fatto che il mister Criscuolo abbia detto Barile. Sì, senz'altro, infatti anche stasera è quello senz'altro più pericoloso. Ciò non toglie che un centrale difensivo come Goranovic dietro è fondamentale per l'Udine City. Va al tiro Goranovic, respinto il suo destro da parte di Zalasek, altro fallo laterale a favore della squadra udinese. Sempre Zalasek che si immola, Contin da una mano a tenere lontano il pallone dalla porta di Dauria. Tulolo. Vidussi, anzi Valent, Barile, ancora Barile, la gira su Goranovic, azione prolungata da parte dell'Udine City con Tulolo che guadagna un fallo laterale. 1 minuto e 49 secondi al termine del primo tempo, sempre 3-3. Cambio di tattica qui per l'Udine City. Sì, l'Udine City adesso ha il quartetto migliore, un attimino, sta tenendo palla, facendo girare bene la palla, cercando qualche varco, cercando anche, da quello che vedo, andando al tiro con i 2 bomber, che uno è Turolo e l'altro è Barile. Subisce fallo Zalasek, un'azione utile a spezzare questo possesso palla della formazione udinese e a riproporre in attacco la Bipon Palmanova. Classica azione di Zalasek che prova ad accentrarsi per liberare il destro, poi col sinistro infila il pallone dove non c'è spazio per la efficace chiusura di Turolo. Fallo laterale per la Bipon Palmanova. 1 minuto e 27 secondi al termine del primo tempo. Bozic sul plus. Contin. Sempre Bozic. Possesso palla prolungato della Bipam. Zalasek. Spatafora. Non si intendono Bozic e Zalasek. Zalasek chiedeva il passaggio corto, Bozic invece ha servito in profondità. Palla persa per il team palmarino. Ancora Bozic. Contin supera con un ottimo spunto Barile, poi il suo destro viene deviato in fallo laterale.
Bravo Contin qui sullo stretto. Sì, ottimo, ha fatto un bel dribbling, è partito, ha tirato di punta, deviazione. Mancano ormai 38 secondi alla fine del primo tempo, comincia ad esserci un po' di stanchezza, vedo abbastanza stanco Zalasek che adesso tira malamente. Palla ad Agrizzi che scarica su Mattiussi sbaglia il passaggio perché viene intercettato da Bosic. Siamo agli ultimi secondi dalla fine, palla ancora a Zalasek, gol, bellissimo. Siamo a 23 secondi dalla fine, Zalasek scende sulla fascia, mette una palla in mezzo e Spatafora la mette dentro. Siamo 4-3, 23 secondi dalla fine. Taglio di Spatafora dal lato debole quasi, per usare un gergo cestistico, però insomma il gol gliel'ha fatto Zalasek. Sì, il gol l'ha fatto Zalasek, però l'Udine City doveva chiudere assolutamente meglio su una palla del genere, cioè già un Zalasek sulla fascia il difensore non deve passare, è una palla lì in mezzo, soprattutto a 20 secondi dalla fine. Adesso penso che ormai fra 5 secondi fischia la fine del primo, aspettiamo. Eccolo, fine. Ed eccola la sirena di fine primo tempo. Le due formazioni vanno negli spogliatoi col punteggio di Bipam Palmanova 4, Udine City Football Sala 3. Ci risentiamo per l'inizio del secondo tempo. She took her best shot. She gambled everything. And when the rain dropped, I treaded carefully. And from the west side, I see magnetically. We were a weapon. Without a dream, leaving me now forever, ever. You're out of my life for a good night. I've never felt so much better. I've never felt so much better. Tutto pronto per l'inizio del secondo tempo di questa finalissima finale di Coppa Italia di calcio a 5. Si assegna questa sera al Palla Longobardo di Cividale del Friuli il trofeo Stelio Martini 2018. In campo la Bipam Palmanova in maglia rossa e la Udine City Football Sala in maglia nera. Abbiamo già avuto modo di dire che avrei preferito una delle due formazioni con un altro colore, più che altro per distinguere un po' meglio i giocatori sul terreno di gioco. 4-3 il punteggio dopo i primi 20 minuti effettivi, 4-3 per la Bipam Palmanova, che è priva del suo leader difensivo Bearzi, espulso per doppio cartellino giallo. Un doppio cartellino giallo che durante l'intervallo ha dato la studa a un sacco di polemiche da parte dell'ambiente palmarino. Adesso però è ricominciato il gioco, per cui preferiamo commentare lo sviluppo delle azioni sul campo piuttosto che quello che succede sugli spalti, dove ci sta che i tifosi e soprattutto anche coloro che hanno a cuore le sorti delle due formazioni ci tengano in maniera particolare e vogliono anche portare acqua al proprio mulino, anche alimentando il fuoco della polemica, ma è sempre meglio raccontare quello che succede sul parquet. Dicevamo 4-3 il punteggio, Bipam Palmanova al calcio d'angolo, Contin alza per Bosic che restituisce il pallone al numero 7, interviene Agrizzi, lancia immediatamente in profondità verso Barile, bravo a mantenere il possesso e guadagnare un fallo laterale, con Sandro Movio che è qui a fianco a me in sede di commento. Ti chiedo cosa avranno detto i due allenatori alle proprie formazioni nell'intervallo. Senz'altro mi viene da dire che l'Udine City deve passare all'attacco, forse anche cambiare qualche schema di gioco e dare più intensità. Palmanova lo vedo invece sempre, nonostante la mancanza di Berzi dietro, sempre con un equilibrio di gioco, un'intensità un pochettino più calata, però
sempre quadrati, molto chiusi dietro. Adesso vediamo una grande azione di Barile per Mattiussi. Mattiussi va su azione, tiro di Goranovic, fuori. Completamente ciabattato, preso di stinco quasi Goranovic questo pallone. Nessun problema per Dauria. Se ne sono andati i primi 87 secondi del secondo tempo. Vi ricordo che si gioca con la regola dei 20 minuti effettivi. Zalasek rientra sul destro, il pallone è ancora per Palmanova. Nella zona delle operazioni c'era Mattiussi, Alessandro Mattiussi, che protesta un po'. Tiro di Bozic, contincola Bozic, non riesce a scaricare il destro. Zalasek mette il pallone fuori. Valent, il quintetto dell'Udine City con Agrizzi in porta, ha i giocatori di movimento Mattiussi, Barile, Valent e Goranovic numero 11, mentre con Dauria in porta i 4 di movimento per la Bippa Palmanova sono Bozic, Contin, Zalasek e Spatafora. Alta la pressione dei palmarini che recuperano il possesso della boccia. Adesso classica azione avvolgente, un Contin che funge da punto di riferimento offensivo. Mattiussi mantiene il possesso. Mattiussi aveva un ottimo spunto. Anche qui non si sono intesi con Barile, perché Barile stava andando verso il lato, Mattiussi invece gli ha servito un pallone in profondità centrale. E qui forse tutto troppo facile per uno come Zalasek. Difesa completamente ferma dell'Udine City, 1-1-2 con Tim Zalasek, e Zalasek si trova a 7 metri e la mette nell'angolino. Niente da fare. A Grizzi si è visto arrivare questo Sputnik velocissimo, sul quale nulla ha potuto. Si è aperta la difesa dell'Udine City come il Mar Rosso di fronte a Mosè, e Mosè Zalasek l'ha infilata nel 7. Break per la Bippan Palmanova che va avanti di 2, 5-3. Attenzione adesso ancora l'Udine City, si prova a reagire con Valent, chiude troppo il destro, però anche Dauria ci ha messo il ginocchio mettendo in calcio d'angolo. E poi un altro tiro sbagliato da parte di Goranovic. Goranovic è abbastanza impreciso, non è la prima volta che spara così a salve. Goranovic, a dire il vero, stasera è stranamente impreciso, perché di solito il talento di Goranovic, anche se è un giocatore maturo, è di solito ha sempre un gran tiro ed è molto preciso. Stasera è stranamente impreciso, ma vediamo cosa succede, poi magari ci smentisce subito facendo un gol. Comunque adesso l'Udine City è avanti con Barile, con la palla a Turolo sul lato sinistro, di nuovo Goranovic, passaggio di nuovo Barile, Palmanova tutto chiuso dietro, però è abbastanza stretto. Turolo scarta, tiro, va in chiusura addirittura Zalasek prima di Dauria, fallo laterale a 2 metri dal fondo. 16 minuti 22 secondi al termine della partita, o quantomeno del secondo tempo. Ancora Turolo a casaccio ci ha provato, ma lì aveva un angolo proprio di traiettoria quasi impossibile. Sì, tiro completamente sballato. Adesso palla Palmanova con Spatafora, scarica su Zalasek a Bozic. I ritmi adesso sono un attimino diminuiti rispetto al primo tempo, però c'è Contin sulla sinistra che va, scarta il difensore, in uscita a Grizzi, tentato un pallonetto di Contin, palla sul lato opposto a Zalasek. Presa, ripartenza, subito siamo nella metà campo di Barile, a sua volta fermato, di nuovo Zalasek, il ritmo è aumentato nel raggio di 10 secondi, Zalasek sbaglia, Contin a terra, forse problemi di crampi o ha preso una botta, vediamo cosa succede, il gioco è fermo.
Niente di grave, niente di grave. Niente di grave, Contini ha fatto cenno che può rialzarsi, ma chiede comunque il cambio. Si gioca a ritmi particolarmente elevati e ci sta che stanchezza a questo punto e anche la poca lucidità sui contatti possa fare la differenza, creando problemi ai giocatori. Al posto di Contini entra De Bernardo. Comunque insomma Contini è uscito camminando, per cui non ci sono problemi, meglio così. 15 minuti 45 secondi al termine del secondo tempo, più 2 per la Bipam Palmanova, 5-3, questa finalissima del trofeo Stelio Martini, Coppa Italia di calcio a 5 per il comitato regionale del Friuli Venezia Giulia. Goranovic, tocca a lui impostare come perno difensivo il suo passaggio verso Tulolo, viene intercettato da Bosic. Ancora l'Udine City con Barile ha il problema di girarsi e di liberarsi della stretta guardia che gli impone Spatafola. Barile ha avuto una eccellente visione vedendo il taglio di Valent, altrettanto eccellente la chiusura difensiva. Sì, ottima, bellissima azione di Barile, classico del futsal, palla sul secondo palo, entra Valent, però grande parata di Dauria, grande parata di Dauria. E poi Tulolo non c'entra allo specchio della porta con questo sinistro, si spegne al lato della porta di Dauria. 15 minuti 14 secondi al termine. Palmanova con 2 gol di vantaggio sul 5-3. Va in chiusura Valent, regala il calcio d'angolo. Stavo notando che rispetto a come era iniziato il primo tempo, questo secondo tempo non ci sono tanti fischi da parte degli arbitri, non ci sono tante interruzioni, si gioca molto di più. Sì, anche perché il ritmo è diminuito. Se nel primo tempo c'è stata un'intensità costante, una velocità di gioco costante, diciamo che nel secondo tempo i ritmi sono molto più bassi e ogni tanto ci sono delle fiammate, ma che durano 30-40 secondi. Per un'inezia qui Barile non è riuscito a tenere il pallone dentro il rettangolo di gioco. Hanno protestato vivacemente gli uomini della panchina, il mister Pittini. Bosic va a cercare con un difficile passaggio De Bernardo. Con la lancia in avanti c'è la chiusura da parte di Valent, che regala un fallo laterale alla Bipam Palmanova. 14 minuti 41 secondi al termine. Zalasek, Bosic, tocco di mano non sanzionato. Poi c'è un fallo di Bosic, fallo ordinario, però qui tra le proteste e l'entrata non sul pallone, secondo me è un mezzo cartellino. Sì, senz'altro. C'era anche un fallo di mano di Turolo prima, e quindi adesso vediamo. Punizione sulla palla, c'è Valent che scarica sempre per Turolo, che si è spostato completamente sulla destra. Vediamo che tenta il dribbling, palla per Goranovic, dribbling, tiro di Goranovic, parata di Dauria super impegnato, però tutto quello che può prendere l'ha preso. Davvero una partita di alto livello per il portiere della Bipam Palmanova. Udine City ancora in attacco. Questo fallo laterale battuto. Agrizzi lancia in avanti verso Valent, messo giù da Zalasek. Altro fallo, altro calcio di punizione. E vedo il cartellino lì in mano all'arbitro. No, solo un calcio di punizione. Secondo fallo di squadra per la Bipam Palmanova sul punto di battuta del calcio di punizione c'è Tulolo. Attenzione al suo sinistro. Dauria fiuta il pericolo e si appresta a vedere il pallone deviato in fallo laterale. Barile, Tulolo,
fa partire la Berta da 6 metri circa, 6-7 metri, pallone finito a Grupignano. È già ripartita la Bipam Palmanova con Spatafora. Bozic cambia lato per Zalasek, subisce l'attacco di Golanovic, qui Zalasek ha agganciato Golanovic, ammonizione, quindi cartellino giallo per il numero 11, per il numero scusate, no, fallo su Golanovic, sì, quindi è entrata in ritardo, poteva fargli anche molto male, ma vediamo che Golanovic si rialza, comunque punizione da 10 metri. Sì, inevitabile anche questo cartellino, mi sembra, non preso da dietro. Sì, assolutamente inevitabile, sì. 13 minuti 52 secondi al termine, cartellino giallo per Zalasek. E terzo fallo di squadra per Palmanova, ancora in tonso il tabellino dei falli di squadra della Udine City, che ha un calcio di punizione sui piedi di Barile. Ci sarebbe anche Golanovic nella zona delle operazioni. Qui Dauria le prova tutte, ha spostato anche la porta sto scherzando ovviamente. Barile col sinistro va a cercare di giustezza l'incrocio dei pali, non ce la fa. No, è stato un bel tiro di Barile, 30 cm fuori dal 7, però Palmanova ha schierato bene in fase difensiva con 4 uomini, tutti a protezione di Dauria. Mister Criscuolo ha chiamato un time out, forse più che altro per dare anche un po' di riposo ai suoi, visto che ha un uomo di rotazione come Beazzi in meno da mettere in campo. Sì, in questo momento vedo più stanchezza da parte di Palmanova, soprattutto su Zalasek e Bosic. Più pimpante è l'Udinese, ma d'altronde l'Udine City, ma d'altronde deve cercare di recuperare perché è sotto di 2 gol, quindi deve inventarsi qualcosa. Vediamo cosa succede con questo time out, se giocheranno o faranno qualche schema, come impostano il gioco. Vediamo che Zalasek adesso si mette davanti e va a fare il pivot, con Bosic centrale, i due laterali, Spatafora sul destro e De Bernardo sul sinistro, contrapposti l'Udine City con Golanovic dietro, Sansic a sinistra, Turola a destra e Barile davanti pivot. 13 minuti 50 secondi al termine, 5 per la Bipam, 3 per la Udine City Football Sala. Spatafora sbaglia il passaggio, interviene ancora prima Turolo, poi Barile, altro fallo e questo è il quarto fallo di squadra per Palmanova. L'Udine City però un altro errore da parte di Golanovic, non da lui, sta veramente giocando in maniera non efficace. Il numero, siamo abituati a vederlo forse giocare molto meglio di così. Sì, senz'altro. Purtroppo un po' di tiri sbagliati, anche passaggi sbagliati, non sembra lui. Adesso però vediamo che l'Udine City è davanti con Turolo, peccato che scivola, però Dauria lo stesso si tuffa e la prende. Corner per l'Udine City. Turolo nel scivolare sembra che si sia fatto male, speriamo non sia niente di grave. Ha preso un colpo sul costato cadendo sul parquet, proprio sbattendo sul parquet. Sono quei colpi che ti fanno male proprio nell'immediato, anche perché lì probabilmente respirando ha preso un contraccolpo. Speriamo non sia nulla di grave per il numero 4, che si rialza per fortuna. Esercizi di respirazione, meglio così. D'altronde l'abbiamo detto, il futsal, il calcio a 5 non è un gioco per chi vuole evitare i contatti duri. No, il calcio a 5 è un gioco maschio di molto contatto e di molta forza fisica e molta velocità. Vediamo adesso il corner che Barile sulla palla, scarica per Golanovic tira direttamente di piatto di precisione, però Dauria è sul primo palo e la mette di nuovo in corner. Vediamo di nuovo Barile
cambia la soluzione, niente da fare, palla intercettata e rinviata da parte di Spadafora. Palla da Grizzi sulla parte opposta, vediamo di nuovo un lancio per Sansica, grande tiro di barile, però viene chiuso da Bosic. Laterale a 2 metri dal fondo da parte dell'Udine City. Intanto è entrato il numero 6 Albini, subito protagonista di questa azione, e fallo laterale davanti alla panchina del mister Criscuolo. Da barile ancora Albini, tiro intercettato, riparte Palmanova, forse con un tocco di mano da parte di Golanovic, non rilevato dagli arbitri. Altre proteste e altro corner, ancora sempre Sansica, poi Golanovic, tiro ribattuto, Albini, tiro ribattuto, e lo stesso Albini mette il pallone in fallo laterale per evitare guai peggiori. Stanno facendo correre tanto i due arbitri in questa circostanza. Sì, in questo momento abbiamo più pressione da parte dell'Udine, dell'Udine City. Ha davanti Albini, Bomber e Sansica che ha un gran tiro. Vediamo cosa succede, che ha fischiato un fallo in attacco a Zalasek. Se fosse così è il quinto fallo, ma in effetti è il quinto fallo. L'arbitro non è messo sul tabellone, ma ha tirato fuori il cartellino sulla cattedra del quinto fallo. E quindi momento delicato del match. Siamo a 12 minuti e 20 secondi al termine del... Aggiornato anche il tabellone, siamo al quinto fallo, Palmanova 5 falli a carico, Udine City nessuno, quindi Udine City può impostare un bel gioco se vuole, perché al prossimo fallo scatta il tiro libero dai 10 metri. E diventa ancora più importante Dauria, che sta giocando una partita di alto livello, mentre conquista Teixeira un calcio di punizione sulla tre quarti d'attacco. 12 minuti esatti effettivi al termine del match. Bipam Palmanova al calcio di punizione. 2 uomini in barriera per Agrizzi, mentre si allontana Sansica, che va a coprire il primo palo. Proprio Agrizzi riesce a fermare il tiro di Zalasek. Barile, Golanovic. Mentre era fermato il gioco. Fermato il gioco per un fallo in attacco per Albini. Si lamenta tantissimo Bosic, problema alla caviglia. Bosic lamenta un pestone da parte dell'avversario. Io sinceramente non stavo guardando lì, non so se... Neanche io non l'ho visto, oggi abbiamo solo sentito cadere Bosic e lamentarsi, però Bosic è uno che si lamenta poco, sentirlo gridare vuol dire che il fallo è stato grosso, anche se qui effettivamente non l'abbiamo visto, poi rivedremo magari le immagini. E infatti l'arbitro vediamo che rimette la palla, scodella la palla, non ha visto neanche l'eventuale fallo, neanche l'arbitro, e quindi ha solo fermato il gioco per il pericolo di incolumità del giocatore, e scodella la palla adesso a 2. Vediamo però che il primo arbitro sta parlando con Ceccon, che è il cronometrista. Vediamo cosa succede. Sì, la scodella, per cui non c'è... La scodella, sì. Quindi non c'è fallo, non c'è fallo contro l'Udine City. Nel frattempo è uscito Albini, autore del non fallo, ed è rientrato Turolo al suo posto, e con fair play Palmanova restituisce il pallone agli udinesi che erano in possesso palla. Golanovic. Dai e vai con Sansica. Palla arriva innocua dalle mani di Dauria.
Contin dà un'occhiata a tendere rinforzi, vede sul lato debole Zalasek, il cui destro viene fermato in prima battuta da Sansica e poi da Agrizzi, e poi Teixeira evita guai peggiori mettendo di testa, spizzando il pallone in calcio d'angolo. Ci avviciniamo alla metà del secondo tempo con Palmanova sempre avanti di 2, 5-3 il punteggio. Su Palmanova però pende la spada di Damocle dei 5 falli di squadra, che quando manca ancora un'eternità al termine della partita possono diventare un dettaglio di grande rilievo nell'economia del match. Qui Contin, credo di esperienza, Contin qui si è fatto subire il fallo. Ha preso il fallo. La situazione tattica adesso della partita si è ribaltata, perché c'è l'Udine City in pressione, il Palmanova che si difende e riparte. È chiaro che il Palmanova con 5 falli a carico e mancando ancora 11 minuti è una situazione, diciamo, grave, perché ogni fallo può esserci un tiro libero. Vediamo un attimino cosa succede. Comunque adesso Spatafora sulla palla, sulla punizione, si schiera la difesa dell'Udine City, fischia l'arbitro, Spatafora, tiro di Zalasek ribattuto da Goranovic, Teixeira sulla palla, attaccato da Turolo, la fa uscire. Qui Teixeira ha protetto proprio il fallo laterale, già battuto, già rimesso in gioco il pallone. La pressione di Turolo, Zalasek va a cercare Contin, ma Goranovic va in chiusura, anzi no, era Sansica, va in chiusura con Goranovic che era andato in proiezione offensiva. 10 minuti e 49 secondi al termine, 5 falli di squadra a 2, 5 per Palmanova, 2 per l'Udine City. Ancora un fallo di mano, già rimesso in gioco il pallone. Zalasek non sfonda sull'out di sinistra del fronte d'attacco palmarino. Contin che gioca da pivot, perde palla, anche perché fisicamente contro Sansica proprio Contin subisce i centimetri della presenza fisica del giocatore dell'Udine City. Alto fallo laterale, battuto con velocità, e qui Sansica si è mangiato un'occasione gottissima. Sì, si è mangiato l'occasione. Turolo è stato bravo a passargli la palla e si è trovato e l'ha messa fuori, di poco ma fuori. Palla di nuovo ad Agrizzi. Vediamo che le squadre, un tentativo di pressing da parte del Palmanova che però sorte effetti, perché riconquistano palla e vanno al laterale a 3 metri dal fondo della linea di difesa del City. Pasticciano Sansica e Goranovic, regalando questo possesso alla formazione di Giuseppe Criscuolo. Poi Zalasek fa partire un destro abbondantemente fuori dallo specchio della porta di Agrizzi. Superiamo in questo istante la boa di metà secondo tempo, quindi ci addentriamo nell'ultimo quarto di partita con Turolo che incrocia a sinistro, smorzato da Zalasek. Contin manca il controllo, e poi Sansica da metà campo quasi fa partire un sinistro sul quale è attento Dauria. Teixeira guadagna un fallo laterale. Cosa può inventarsi Pittini per questi ultimi minuti? Vedo che tenta tanto Sansica anche dalla distanza, che ha veramente un gran tiro. In questo momento però vedo che anche il Goranovic sta andando avanti, sta facendo il pivot. Addirittura mi pare che cercano di giocare col doppio pivot, sia con Goranovic che con Barile, che adesso ha la palla, però marcato bene, triplicato addirittura da parte dei giocatori del Palmanova. Zalasek butta fuori, però butta addosso a Barile. Palla a Teixeira, laterale nella metà campo del Palmanova, palla Contin che è l'unico uomo davanti. Goranovic alla meglio, Agrizzi, palla da Agrizzi, lancio da Agrizzi verso
verso Barile, intercetta Zalasek. 9 minuti 10 secondi al termine, sempre 5-3 il punteggio per la BPAM Palmanova sulla Udine City Football Sala. Palmanova bada a difendersi. Adesso si sono ribaltate un po' i ruoli, no? È l'Udine City che tenta di fare la partita e Palmanova gioca di ripartenza. Sì. Cioè, la Palmanova fa le ripartenze, si chiude bene dietro però il Palmanova in questo momento, così, perché dietro ha Spatafora, laterale Zalasek, un laterale Conting, e vedo davanti ad esempio Teixeira che sa giocare molto bene anche dietro. Però vediamo Goranovic, che gol, ecco, questo è il vero Goranovic, grande gol. Ha tirato giù la ragnatela nel set della porta, gran gol. Adesso la partita prenderà degli aspetti completamente diversi, ci sarà da divertirsi. E ci sarà da divertirsi, giustamente, l'abbiamo chiamato, l'abbiamo anche criticato, però è chiaro che dai giocatori di talento ci aspettiamo sempre che esprimano le proprie capacità, le proprie doti. 5-4, e io ricordo sempre, sottolineo sempre il dettaglio dei 5 falli di squadra della BPAM Palmanova. 8 minuti 40 secondi al termine. In copertura Zalasek sull'affondo degli udinesi. Goranovic, Sansicca, Dauria con i piedi. Ogni tanto, cioè, io vorrei fare veramente i complimenti. Avete colpito Zalasek, ha colpito il voto. Io vorrei fare veramente i complimenti ad Auria, perché con quella struttura fisica che ha, riuscire a muoversi in quel modo lì, così dinoccolato, è veramente fantastico. Sì, lui è struttura fisica, anni e tutto, e mi diceva prima che stamattina ha iniziato a lavorare alle 5 e quindi a quest'ora dovrebbe essere morto, invece in realtà è come un gatto. No, tanti complimenti. Assolutamente complimenti meritatissimi da parte del portiere della BPAM Palmanova. Zalasek guadagna il corner, si è ripreso dal colpo in faccia subito il numero 8 Palmarino. 8 minuti 17 secondi al termine, va Contin al corner. La copertura di Goranovic con un fallo laterale. Attenzione a Teixeira che è libero, eccolo ricevere il numero 5 Contin. Si passa da Dauria, fa il giro dietro la BPAM. Dauria con i piedi forse non è la sua migliore caratteristica. Forse è il primo errore di Dauria, però l'ha fatto in attacco e ha sbagliato il passaggio. Ecco che però vediamo adesso subito di nuovo ripartenza, passaggio sbagliato per Sansicca, peccato, però la partita adesso si cominciano a vedere un po' la stanchezza dei giocatori, le squadre sono completamente allungate, si gioca da un'area all'altra, non esiste più nessuna azione manovrata. Agrizzi prende palla, passa Turolo, di nuovo attacco, scarta Teixeira, Turolo, Zalasek in fase difensiva, contrasto con Goranovic, palla ancora a Turolo, manovra Barile, Sansicca dietro, intercetto. Sì. E qui Teixeira va a recuperare il possesso togliendo la palla dai piedi di Barile. Spatafora, Zalasek perde palla sull'attacco di Sansicca. Sansicca va a cercare il primo palo. Dauria ancora eccezionale. Altra grande parata di Dauria che si rialza ed è stremato. Vediamo cosa succede adesso. Corner, però in questo momento anche i giocatori rifiatano, sono tutti molto stanchi e si capisce dai movimenti. Va Barile sul corner, alza la palla per Goranovic, però il passaggio è errato e fallo laterale per il Palmanova. 7 minuti 4 secondi termine. 5 per la BPAM in maglia rossa, 4 per la Udine City in maglia nera. La finalissima del Coppa Italia di calcio a 5
si assegna questa sera qui al Pala Longobardo di Cividale il trofeo Stelvio Martini. A proposito di trofei di Coppa Italia, vi ricordo la prossima settimana l'appuntamento con la Coppa Italia trofeo Diego Meroi di calcio a 11 di eccellenza allo stadio Tognon di Fontanafredda. Si sfideranno il San Luigi, campione in carica, e il Brian di Precenicco, e noi saremo lì. E a proposito anche di calcio a 5, il sabato prossimo alle ore 19 a Manzano ci sarà anche la finale della sessione autunnale, chiamiamola pure Coppa, fra il Molaro Dream Team di Tarcento e il Pentalcore Grado. Partita a Manzano, bella partita, due squadre super esperte, merita da vedere. Fatto bene a ricordare anche questo appuntamento questo sabato a Manzano. Golanovic, Valent perde palla, spatafora, c'è Teixeira lì in zona, il dribbling, Teixeira sbaglia, poi il passaggio intercettato da Golanovic che si avventura in dribbling, gli dà una mano Valent. Ora Golanovic attaccato da Teixeira, il possesso è per l'Udine City. Secondo me, vista da qua, era pallone per Palmanova, ma l'arbitro ha dato il possesso agli udinesi. C'è un time out in campo, 6 minuti e 3 secondi al termine, 5-4 il punteggio. Cinque falli a 3, 5 per Palmanova, 3 per l'Udine City. La grinta di Tita Pittini prova a scuotere i suoi. Allora è partito un epiteto sentito anche dalle tribune, la grinta del mister udinese. L'arbitro è andato lì, anche perché, voglio dire, linguaggio blasfemo, ci starebbe anche qualche richiamo. Senz'altro, poi è uscito dall'area tecnica dove gli arbitri prima della partita hanno fatto tutte le loro raccomandazioni e niente, comunque l'ha scampata, insomma, ma ha dato la massima grinta per l'ultimo assalto dell'Udinese, insomma, anche se mancano 5 minuti, però ce la può fare, insomma. Sì, ha dato la massima grinta, è una locuzione per non dire qualcos'altro. Golanovic, molto elegante come locuzione da parte di Sandro Movio. 5 minuti e mezzo al termine. Vediamo cosa si inventa l'Udine City per provare a scardinare il fortino, la fortezza anzi, della Bipan Palmanova, visto che si tratta di Palmanova, la chiamiamo tranquillamente fortezza. Sansica, Golanovic, Valent in avanti, bello schema con Frosutto che di testa stava favorendo con la spizzata l'intervento di Sansica. Si è chiusa in maniera efficace la retroguardia della Bipan. Adesso l'Udine City forze fresche con Frosutto davanti, gran fisico, bel talento, anche se non del tutto espresso. Adesso vediamo cosa succede, però Frosutto ha un gran tiro, vediamo un attimino. Palla di nuovo ad Auria, De Bernardo tenta, ma palla uscita l'ha persa Sansica. Valent, Golanovic, Valent, Golanovic di nuovo, Valent, Frosutto si fa vedere sul secondo palo, parte sul secondo palo, Contin in fallo laterale. Sì, c'è Teixeira che è attento ai tagli sul secondo palo di Frosutto. Vedo che Golanovic sta lasciando abbastanza spesso la sua posizione di perno difensivo per andare a giocare da pivot davanti. Esatto, adesso il Palmanova butta via palla, si vede che c'è anche molta stanchezza. Vediamo un attimino cambio, Frosu già fuori, rientra Barile, Golanovic, Valent e l'asse difensivo, palla sbagliata di Golanovic. Abbiamo Barile davanti come pivot, laterale Turlo.
4:46 in apnea le due formazioni per questo finale di partita. Si arriverà in volata probabilmente perché e ricordiamo che la Bippan Palmanova ha conquistato la finale segnando all'ultimissimo secondo utile, quindi fino al termine non ci si può rilassare. Occhio a Barile che gioca da pivot, bravissimo, spatafora con Daudia in copertura, bravissimo. Valent, palla persa, Zalasek si avventa sulla boccia, va in copertura Goranovic che chiama i suoi a un rientro difensivo. 4:26 al termine. Comincia anche il tempo adesso a essere sempre meno. Si vede, c'è molta stanchezza in questo momento, sono solo fiammate. Adesso per un attimo non ce la fa Contin a prenderla. Palla di nuovo da Grizzi sul fallo di fondo. Palla lunga per Turolo a centrocampo, attaccato da Teixeira. Palla ancora laterale. La manovra è quasi tutta dell'Udine City, Palmanova si chiude e riparte e anche butta via palla. Io mi meraviglio un po' che l'Udine City non giochi sul quinto fallo della Bippan Palmanova, che cioè, la Bippan ha 5 falli già da parecchio tempo. 6 minuti, almeno 6 minuti, ma sono stati molto bravi. Adesso gran recupero di Barile. Riprende di nuovo Teixeira, tiene palla Zalasek, ancora la palla, perde l'attimo e viene chiuso da Goranovic. Corner. Quindi corner per la Bippan Palmanova. Zalasek di talento è riuscito a non perdere questo pallone con il dribbling efficace. Il mister Pittini sta parlando con la sua panchina, Piscuolo invece è fermo. Qui a Grizzi, bravissimo sulla Berta da lontano da parte di Spatafora, mette in calcio d'angolo, mette in corner. Teixeira alla battuta, si fanno vedere Contin e Spatafora. Contin va in dribbling, Contin festeggia e può essere veramente un gol importante questo. 3:42 al termine, più 2 Palmanova. Sì, grandissimo gol di Contin, dribbling in pieno area, è puntata. Adesso l'Udine City tenta il portiere di movimento, in effetti anche se non segnava il gol, pensavo che tentavano. Vediamo col portiere di movimento che Sansica col portiere di movimento. Palmanova si difende con lo schema 2-2-2. Vediamo cosa succede. Palla Turolo, Goranovic, Turolo ancora, Goranovic libero sulla destra, Sansica, passaggio sul secondo palo, sbaglia Barile. E Barile ha proprio ciccato la boccia e Barile è stanchissimo perché lo vedo proprio anche mani sui fianchi, fa molta fatica. Nel frattempo è rientrato anche Agrizzi a prendere il suo posto tra i pali. Zalasek, Contin che potrebbe aver segnato un gol di importanza capitale, ancora Contin, sempre lui, Contin, doppietta nel giro di un minuto. Doppietta nel giro di un minuto per Contin. Si toglie la maglia, verrà probabilmente, anzi sicuramente ammonito, ma penso che sia dell'avviso che mai questa ammonizione sia stata più dolce. Sì, in poco più di 40 secondi Contin ha cambiato il volto della partita, anche se erano ancora in vantaggio, però c'era la pressione dell'Udine City e adesso vediamo un attimino. Adesso abbiamo 3 gol di vantaggio per il Palmanova. L'Udine City rinuncia al portiere di movimento. È massimo vantaggio questo per il Palmanova, perché 3 gol di margine sono
importanti. Teixeira che adesso gioca da pivot in avanti. Potrebbe essere stato il momento, usiamo sempre il condizionale perché nel calcio 5 non si sa mai, potrebbe essere stato il momento decisivo. 2 minuti e 48, Palmanova però con la palla laterale, Zalasek, Teixeira prende la palla, ancora Contin, sbaglia il passaggio, palla adesso laterale con Valent. Stranamente non ha il portiere di movimento l'Udine City, vediamo. Scusami Sandro, Turolo tenta la buona addirittura, ancora il numero 9 Frosutto. Goranovic non filtra sul pallone a Grizzi, arriva dalle manfolte ai suoi, ancora tentativo con Turolo che saggia i riflessi di Dauria con i piedi, 2 minuti e 15 secondi. Eccolo, probabilmente un altro portiere di movimento. No, è solo un cambio. Giocano sì in pressione davanti, però con Grizzi in porta, palla a Turolo ancora. Tenta un dribbling Frosutto, palla in mezzo, sbaglia il passaggio, Teixeira spara in tribuna. E adesso bisogna fare anche così, no? Cioè 2 minuti al termine. Meglio evitare ogni tipo di distrazione, ogni tipo di guaio, ogni tipo di pericolo. Pallone a disposizione della Udine City con Sansica che spara a sinistro abbondantemente sopra la traversa. Da notare anche un'altra cosa, che Palmanova è riuscita a giocare così, trovando in Contin l'ombra del partito fino a questo punto, non potendo disporre di Beazzi, espulso già nel primo tempo, e di Bozic, che per infortunio alla caviglia è uscito alla metà del primo tempo con la partita ancora in bilico. Sì, esatto, ma lo stesso i 4 giocatori del movimento hanno sempre giocato molto chiusi, e poi ci sono state le fiammate di Contin che fino a questo momento sono determinanti. Ormai manca 1 minuto e 50, grande Teixeira, pallone lanciato da Zalasek a Teixeira si trova davanti al portiere, fa un pallonetto, veramente un pallonetto brasiliano possiamo chiamarlo, grande. Adesso a questo punto 4 gol di scarto, 1 minuto e 45, si può dire ormai è fatta. Di tocco Teixeira a scavalcare il portiere, 8-4, si innerva il massimo vantaggio palmarino. Portiere di movimento per l'Udine City Futsal, però 1 minuto e 42 secondi al termine, potrebbe essere tardi per gli udinesi. Ci ha provato da lontano Vidussi, poi Frosutto non sfonda, e adesso altro fallo per Frosutto ai danni di Teixeira, ammonizione per il numero 9 udinese, quarto fallo di squadra per l'Udine City. Momento delicato del match, favorevolissimo alla Bipan Palmanova, che ha 4 gol di vantaggio a 1 minuto e 20 secondi. Con la Teixeira è rientrato a Grizzi nel frattempo. Teixeira combatte sulla linea laterale, poi viene raddoppiato. Frosutto la mette in avanti, sul pallone interviene Sansica, ancora un errore. Palla è uscita, palla di Spatafora è uscita, però a questo punto perso per perso ha senso tenere sempre il portiere, Sandro? Ormai manca 1 minuto, 4 gol di scarti, il discorso del portiere di movimento è che ti ci vuole anche il tempo, perché devi scardinare difesa con tutta una serie di passaggi. Penso che non ci sia più il tempo, siamo sotto il minuto, 55 secondi alla fine, palla Teixeira, Palmanova riprende la palla, ecco, azioni abbastanza confusionarie, palla Frosutto, cerca di scartare Zalasek, palla Sansica, contrasti a centrocampo, palla in fallo laterale, palla Palmanova, 35 secondi dalla fine, fatta. E allora possiamo già dare anche trovare un commento mentre rientra Contin, che è stato assolutamente decisivo in questo secondo tempo. Ti chiedo un commento su questa finale, Sandro. Commento: Palmanova più bravi, più squadra, migliori in fase difensiva. Vediamo ancora palla
Palmanova migliore in fase difensiva, molto più quadrati nonostante l'espulsione di Beardi. L'Udine City ha tentato l'impossibile e io dico peccato, qualcosina di più dall'Udine City me l'aspettavo, però tutto sommato all'inizio della partita abbiamo detto pronostico pende da parte di Palmanova, mi pare rispettato. Ci avevi visto lunghissimo e non avevo dubbi su questo particolare. Vanno comunque fatti i complimenti all'Udine City Football Sala per aver vinto meritatamente e con grande autorità la semifinale contro la Toriana ed essersi presentato a questo epilogo, questo incontro decisivo per l'assegnazione del trofeo Stelio Martini al cospetto della Bipam Palmanova. 19 secondi, 9 decimi, ormai si punta ad arrivare alla chiusura. Ne ha ancora la Bipam. Questo brutto fallo di Frosutto ai danni di Contin, doppio cartellino giallo e anche Frosutto viene espulso. Fallo su Contin, evitabile, fallo inutile a 14 secondi dalla fine, non aveva senso, quindi ormai è partita conclusa, definita. 14 secondi al termine e quindi chiude anche in inferiorità numerica la formazione di Titta Pittini. Sul punto di battuta Teixeira e Spatafora, mentre Zalasek è pronto sull'altro lato per prendere un'eventuale ribattuta o una eventuale seconda opportunità. 14 secondi, 4 decimi al termine. Spatafora è uno schema che porta al gol Teixeira. Questa è la ciliegina sulla torta, bellissima azione su calcio di punizione, passaggio smarcante su Teixeira che la mette dentro da 2 passi, bellissimo, merita, questa qui è la ciliegina sulla torta. Perfetto. E dunque con 2 gol di Teixeira dilaga addirittura la Bipam Palmanova, 13 secondi e 2 decimi. Perde un altro pallone, ormai sfiduciati completamente, no? Anche il linguaggio del corpo dei giocatori di Pittini è quello di chi ha alzato bandiera bianca. 8 secondi e 5 decimi. Pallone verso Contin! Ma che gol ha fatto! Che gol ha fatto! Ah, è fantastico, gol. Questo è roba da Serie A, non è roba da Serie C. Fantastico, incredibile. Pensavamo di aver visto tutto e invece Contin ci ha meravigliato. Sbalorditivo. Bravo. In semi rovesciata Contin, potere della... Quanto è galvanizzato dalla doppietta precedente, ormai in fiducia, fa tutto. Alza bandiera bianca la Udine City Futsal e dunque la Bipam Palmanova vince il trofeo Stelio Martini 2018 per 10-4, dilagando nel finale. Onore delle armi alla Udine City Futsal. Grazie a Sandro Movio. Grazie a voi e a tutti, spero che vi siete divertiti su questa partita. Palmanova merita questa Coppa Italia. Arrivederci, alla prossima. Ci sarà sicuramente, grazie mille, sempre impagabile il supporto dell'amico Movio e grazie ad Alberto per le immagini. Noi adesso andiamo a fare le interviste per questo servizio, ricordandovi che la Bipam Palmanova ha vinto la Coppa Italia Calcio a 5, trofeo Stadio Meroi. È arrivato anche il presidente del comitato regionale della Federcalcio Hermes Canciani, vedo il mister Gabriele Pecile, vedo Mauro Marcarini, vedo Max Pali, vedo l'assessore allo sport del Comune di Cividale Beppe Ruolo. Ci sono praticamente tutti. Mentre c'è un particolare addol, stato Coppa per Dauria, meritatissima. Miglior giocatore del match. Ed eccolo, intanto il trofeo per Dauria e poi c'è la Coppa Italia
trofeo Stelvio Martini che Bozic andrà a sollevare, mentre l'Udine City è raccolta nell'angolo opposto. Io mi limito, grazie anche alle immagini di Alberto, a sottolineare questo aspetto, poi cercherò di capire meglio le motivazioni e il comportamento degli udinesi. E qui si scatena la festa della Bipam Palmanova, vincitrice della Coppa Italia di calcio a 5. She took her best shot. She gambled everything.